Buongiorno, siamo a Costa di Rovigo in una delle aziende veramente eccellenza del Polesine, all'azienda Turri, Alaska e Victus. Siamo con il CEO e uno dei titolari di questa azienda veramente modello, il signor Saggioro. Allora, cosa fate in questa azienda che come prima visione è straordinaria anche per la qualità dei prodotti? La ringrazio intanto del complimento. Diciamo, noi abbiamo riunito qui a Costa di Rovigo 3 aziende, Turri Fratelli, che è l'azienda che fa macchine per panifici dal 1960, quindi ha una lunga tradizione, e dopo abbiamo spostato dal bolognese 2 aziende, Alaska che fa refrigerazione industriale e Victus che fa forni. Abbiamo portato sotto un'unica unità produttiva tutte e 3 le aziende. In questo modo siamo in grado di fornire chiavi in mano ai panificatori dalla A alla Z, dalla progettazione fino all'installazione completa. Ecco, parlando con un suo collaboratore ci diceva avete un 50% di clienti italiani, 50% europei, e state sbarcando anche in America, avendo partecipato proprio 15 giorni fa a Las Vegas a una mostra indicata. Difficoltà per chi fa azienda in Polesine per affrontare il mondo intero? Beh, diciamo che sicuramente al di là del Polesine, che è una zona non tipicamente industriale, però dove ci sono varie eccellenze, non siamo solo noi, ce ne sono varie altre molto valide, e la difficoltà sempre è che l'imprenditore italiano deve farsi la strada da solo perché lo Stato praticamente è assente, cioè non è che abbiamo nessun aiuto né nessun incentivo. Adesso noi siamo stati negli Stati Uniti ultimamente a fare una fiera dove abbiamo, come sempre, l'Italia si distingue per le sue idee e le sue innovazioni. Noi abbiamo portato una linea innovativa per un prodotto nuovo che sta sbarcando anche in America, ormai in Italia sta consolidandosi, è la pinza alla pala alla romana, nella quale noi siamo gli unici in Italia in grado di fornire una linea chiavi in mano brevettata con un brevetto europeo che ci permette di affacciarci anche nelle Americhe con buone prospettive che si stanno già consolidando dopo la nostra partecipazione alla fiera. Ecco, io ho seguito i vostri lavori e lei puntava molto sulla qualità, diceva rispetto ai nostri competitor usiamo dei materiali di prima scelta, e quindi la qualità paga secondo lei? Sta iniziando a pagare perché la gente si sta un po' abituando a proprio non guardare proprio l'ultima riga, il prezzo più basso, ma valutare anche un po' come sono fatte le macchine, solo che per trasmettere la qualità è indispensabile, sarebbe indispensabile che la gente vedesse il prodotto finito, e questo è il motivo per cui oggi abbiamo invitato, ieri e oggi è stata una riunione dei nostri venditori dell'Italia centro meridionale, anche perché non li possiamo ospitare tutti in un colpo, ne avremo un'altra per quelli del nord prossimamente, perché solo vedendo dal vivo le attrezzature lavorare la gente riesce a percepire, i venditori riescono a trasmettere poi la qualità delle nostre attrezzature anche vedendo come le produciamo, vedendo le linee di produzione, come anche lei avrà visto. Abbiamo visto una sinergia importante con la scuola Cipriani, l'alberghiero Cipriani di Adria. Quanto è importante questi incontri con i ragazzi che tocchino con mano veramente il lavoro da una parte e dall'altra avere il confronto con dei professionisti? Beh, noi abbiamo dato delle attrezzature in uso gratuito alla scuola alberghiera che usano tutti i giorni, e quindi tutti i giorni ci fanno un po' pubblicità attraverso il loro uso e trasmettendo l'entusiasmo nell'uso anche a persone più anziane che già hanno panifici o hanno anche ristorazioni con le quali andranno in contatto quando diventeranno loro dipendenti o loro stessi apriranno dei punti vendita. L'ultima domanda, l'ultimissima. Secondo lei che percentuale di crescita ha il Polesine? Il suo osservatorio e anche di persona che gira l'Europa, gira il mondo, quindi... Polesine è molto variegato, non sono in grado di dare una percentuale, anche perché una delle nostre eccellenze è sempre l'agricoltura e lì sono un po' fuori tema io per riuscire a dare un parere. Io vedo comunque che ci sono realtà dinamiche che riescono a distinguersi bene. Probabilmente il polesano deve credere un po' di più in se stesso in generale, ecco, se posso dare un consiglio, perché non
non c'è in giro per il mondo tutta questa scienza che uno crede, se uno si impegna riesce a far bene ovunque.